saluto con suo cuore in festa da Gavoi, in questo mese di Riula, già del 2021, su Festival, è una parola che non riuscissimo a tradurre in sardo, su Festival de Gavoi, l'isola delle storie, non si è fatto, come te hanno passato. Casa Pestilenzia hanno costrinto, hanno potere organizzare, la gente che deve bene da fora. Ora abbiamo a fare da Gavoi, poi questo è stato un esempio bello meda, galano meda, di come sia possibile, grazie alla sua cultura, grazie a questo incontro da tanta gente che arriva da ogni ale sul mondo a fare tornare a vivere una idda e tutta la comunità impegnata può fare una cosa bella meta. Da innoche abbiamo a fare poi di tutti gli altri esempi, come te gusto, che bisogna in Sardegna, dai capo e sopra ai capo e sotto. Andiamo. Siamo in Sant'Anna Zuzu, questo è un luogo nodido, pochi anni da Gavoi sul festival, siamo con Luca Urgu, che è un giornalista della Nuova Sardegna che ha conosciuto sul festival in ogni sua annata. E te ti ha durato di questa esperienza, di questa idea, che come questa comunità è stata coinvolta sempre in trea per questo imprego. Beh, la dura da una ricchezza manna, questo è un luogo che vi ricco prima del suo festival ed è ricco come che il suo festival purtroppo da 2 anni non veste. E noi che uno arriva però con questa curiosità di conoscere questa gente, di conoscere i suoi autori e nasce di questa magia, se si può definire tale, e lo usa a topiare a Manzano in questo luogo, i Solzilleri del Bascio, in via Roma, la via principale, e da tenere con questo uomo, con questa femmina, un rapporto che potremmo definire confidenziale. Se a distanza si bisogni, si accurziano. La magia è scusa, un sentimento nobile. Un'altra cosa, chi viene da Evora con noi, riconosce da Gavoi come una cosa nodita e bella meda, è che tutta la comunità, tutta la idda si intende coinvolta, adesso il minoreddo, a suo spiulmanno, da chi fa che a bustare, o da chi fa che su volontario, per la macchina, per la stransenna, per il biglietto, tutta la idda è coinvolta. Il volontario sono solo questo con la maglietta ruggia, ma questa è la gente che sta in Saldomo, le femmine, le uomini. Quando uno preconta da una informazione, questa è sempre non solamente una buona parola, ma pensa a un dialogo che succede, che la gente tiene piacere di tenere presenza, persone, che si raccontano e che nel zona dei suni, che te vagano, poi te sono bene in questo luogo. Questa Sardegna è una bida manna ma pitica. E cada luogo uno conosce uno dei Trenuraghi, dei Suni o dei Castello. Capamo parentesi tutto. Siamo in Sant'Antiocru con Orellu Pullara, una vita in mezzo sul libero, che è stato uno dei gussos che ha fatto nascere su Sozio, che si è occupato sempre del suo festival. Poi te il nascido questo Sozio e poi te una manifestazione gasinche impreata. Beh, nasco io po' caso, mentre più o meno cada cosa. E nasco io poi te uno sozio o uno gruppo, non fu manco uno sozio dei scrittori, cada uno si esperienza sua de festival vidos e seguios o partecipato a Teruve. Capitana istionande fra issos e nana ti adesso è bello allora in Sardegna un festival simile ma diverso noi stiamo sliding door su Mirnande prima Flavio Soriga abbiamo presentato in Gavoi in Bida mentre libraio Paris un amico lettores abbiamo presentato diverso libro di Flavio e Flavio insomma probabilmente le sanno ma questa in una vita in cui mi hanno trattato voi, abbiamo usato questo, questa presentazione è diversa, poi questa gente ti dimandava da non fu di cui urtando tanto per urtare, poi dire ma dove poi tornare questo, poi ti hai scritto, insomma no, va ad una partecipazione, lo sa un vinto in qualche maniera, di provare a
vennero a Gavoi a vedere se poteva funzionare. In Prusu, ego Paris un soso amico, io mi si presentando sul libro, mi sono lo zoccolo duro dell'associazione è a un mese già organizzatore dell'evento, a un mese sos ianato Isola Rock anno prima. Quindi potremmo parlare di un'esperienza già, una predisposizione, te la diamo a mutire. Può organizzare un evento, non si può provare. Io non parlo di diffidenza, sono campidanese, sono a stedo, venivano un po' timende, senza dire, giustamente, non conoscevano nessuno, se non pausa Tobio si avevamo stento. E invece è buona la prima, abbiamo usato la prima e questa è stata una combinazione magica. Tutto stanno, ecco. Tutte stanno. Sa mai più il manno di questo luogo este che sa gente come ha sanato sa comunità la d'intesa come una cosa di tutto su. Esatto. Sono più il minore, se pensa su più il manno, so saldomo sa belta, sa tutto chi è potia in ogni maniera ha contribuito a fare la parte sua. Sa osa e ha funzionato da diretto, da incommenso, e c'è stato proprio questo, su fatto che la vita l'ha dato diretto. L'ha dato suo, l'ha dato la Bibbia diretto, mette una cosa, cada uno si oppone su mezzo su poter dare. In qualsiasi aspetto, pensa al minore, pensa solo ponendo su sfrore, su braccone e così via. Siamo con Giovanni Cucusi, che è stato un volontario della prima ora del suo festival, è pastore manno, ma mescamente è stato pochi anni e pruso sindaco di Gavoi in suo tempo del suo festival. E Ducasa è in grado di non narrare da ognuno di questa cosa che ha fatto e chi va su quel bistato e su cada essere in suo tempo il benidore sul festival per questa idea. Devo partire da suo volontario che ha fatto per la prima volta andare sul festival. È stata un'avventura questa. Non dicevamo in che dovevamo sparare, è stata una scommessa, però a suo tempo nessuno diceva che dovevamo fare questa cosa. In suo senso io mi sono amici tra noi e nos hanno domandato, lo socio del suo festival, nos hanno domandato di dare una mano naturale ali serviva da zudo, una zudo importante, aveva le bande ospiti di Valia e tanto doppiavamo su tutto quanto so sprusi di una corsa a queste persone non si mordavano di teare. E io di una cosa andiamo su binza meda spontanea, bisognava da che partire su ospiti dall'aeroporto e quindi esaminava la macchina nostra, si andava e tanto non si avevamo, non potevo organizzare, ma più da organizzare binza sul bulletter di aereo, e al momento un'uccia, sul primo periodo, sul primo anno avevamo sul voucher per il volo, quindi sulle prenotazioni e tutte queste cose, mi sta barra meda e ha fatto su volontario per più di 3 anni torniamo sigioso e ti dà un senso di ontare qualche cosa e di un prendere a fine sul festival i test e i tammani serviti e i traballo serviti. Come te sindaco invece, quanto è stato difficile, no? Che un sindaco deve pensare a tutto, se non sono volontario. Però mi servivo sul fatto di essere stato volontario. Io ho mentito sul festival. E tanto binza si appusti si regola come diciamo su ambiasa e poi su sindaco e poi tutte le amministrazioni sono uomo sono binza è più complicato giustamente pure da un lato si erimo a organizzare e a garantire la sicurezza per tutte le persone che vengono a questo evento. È naturale, io ho mentito da intro a fatto volontario e certe cose non mi hanno preoccupato, io il valore di questa organizzazione e aumenta la serietà di questa organizzazione.
Siamo con Pedro Gavinu Sedda, che in Gavoi trabaglia in comune, sa biblioteca, ma su Stumbarino, su Garrasegare, tutto su chi fa che conoscere Gavoi fuori della Sardegna e su bel sempre. E dunque in su festival puro è una delle memorie, uno che conosce a Prenus, a maggio, che questo festival ha impreato in questa idda. Come te nasci da questa cosa, come te la senti il manteninde e come te da poter resistere in sos anni invenientes. Ovviamente me da satteros eventos, questa identità di Gavoi, questa è sempre in cambiamento questa identità, però la Sinza in buono è un momento di confronto, momentos importanti dal punto di vista culturale e dal punto di vista dell'indotto economico a creare in questa vita minore e non tenere meda risorse, però in questa cultura si può dare meda e dunque è un patrimonio che teniamo noi gavoesi, siamo aiutati tutti i gavoesi, tutta la vita, tutti i sindaci sono barrati in questi ultimi 20 anni, siamo aiutati a mandare innanzi questo festival, proprio un vinto in questa cultura possiamo dare meda, su un fronte ha un'ossenza su piazzare questa cultura, visto che siamo in un'isola, cada uno tiene un bagaglio di cultura, i battiti e i poteri offrire, mentre Gavoesi, si nos aiuta appunto a conoscere, a nos confrontare, a superare le difficoltà di questo momento. Non solo Gavoi, in tutta la Sardegna intrea, d'ogni stiera bada poesia, musica, liberos, intendite su chi nos hanno nato tutti los atteros che ammaniano festival e appuntamenti in isola nostra. Su Festival Time in Jazz è una manifestazione che si fa in Bidda, del Kidda, è nata in 1988, quindi come 34 anni, ed è una manifestazione aperta, in senso che su che facciamo non è solamente musica, ovviamente siamo su un festival di jazz, questo lo conosco in tutto, ma su che facciamo è di cliccare sulla musica che sono in tunno, quindi su jazz sì, ma su jazz è una musica vasta, manna che io ho fatto 20 anni, e quindi clicchiamo sulla musica che bisogna in tunno e poi tutto questo che sta intorno alla musica, quindi non solamente appunto su suono, ma pure su teatro, su danza, su cinema, in questo momento su attività dell'infanzia che sono per noi importantissime, e tutta una serie di cose che fanno di questo festival un libero aperto, bianco, che ognuno deve descrivere proprio conto suo, in cui si viene la prima dia e diventa un viaggio di una scrittura nuova, e quando vieni su festival non si gioca da un libro che ha descritto personalmente, che è il fatto delle sensazioni, del suono, del suo guiden, delle scoperte del suo logo, e noi andiamo coinvolgendo circa 20 comuni di tutto il nord della Sardegna. E quindi insomma è un progetto culturale che si inserisce in questa architettura urbana del Kidda, ma pure del suo comunes, e pro de che dies diventiamo l'ombelico del mondo, come tenara Giovanotti. Credo che questo sia estremamente interessante in un momento in cui si discute, si va da meta delle periferie di Italia, adesso pure del centro al minore, delle vite minore che magari da questa scala si sta andando. Invece noi dimostriamo vita che attraverso un'idea, attraverso un percorso, attraverso un progetto, proprio salvita al minore può diventare uno straordinario strumento di crescita e di scoperta. Caudane de sos poetas nasce in su 2015 e nasce con un'idea, essendo in questo tempo l'unico festival che tenia un nome in sardo, Caudane de sos poetas, che era nel settembre dei poeti italiani. L'idea vudi di avarrare a capiaoso su più possibili a sa cultura sarda, a storia, a sa tradizione. Poita in vita ho fatto vince un riballo a suba della poesia sarda che in sa vita nostra è molto importante di tanti poetas di una tradizione particolare.
E l'idea nostra fu di fare in modo che questo s'attobiada con la poesia che si fa in tutto il mondo, in Italia come in tutto il mondo. Infatti il slogan che ho esposto a suo comincio fu di la poesia sarda incontra il mondo. Noi con la cultura nostra, con la poesia che teniamo, appunto ci confrontiamo con la poesia dei soldati logos che si potevano incontrare con queste possibilità nostre. Noi siamo contenti di voler seguire a fare sul festival come abbiamo fatto l'anno passato pure. Ne ho scritto i smiti dell'Uvaide sul 2020, si viaust in mente, si videiaus che questa situazione fu difficile, però con pazienza, con attenzione, con s'azzudo de Saida e s'azzudo importante del sospizzino de Zeneghe, le spozio Uvaide e o canno lo dovrà fare di tutto e speriamo che sia una situazione più facile pure, che comincia ad essere più levi a pressione della pandemia e che la gente e tutto quanto potevano triballare più tranquillamente. Sul festival si va su duo di Capodanno a su Ghimbi, sempre sul primo Chida a Salvini. Tenevo finito un appuntamento sul mese di agosto, poi também di Nicola Crocetti, che è un importantissimo direttore e editore di poesia su cose importanti in Italia. Liberos è nato sul 2012, dal 2003 ha organizzato un festival letterario di Fundio di Nantaentula. Ogni anno l'ompeoso in 30-40 iddas in tutta la Sardegna e l'obiettivo nostro è proprio arrivare in tottue. Poi è importante che l'offerta culturale non sia solo in sa città di Mannasa, ma anche in sa Viddigheddas. Occanno non spazio in Arbile come ad ogni anno, su 23 di Arbile, poi abbiamo corso in domo, abbiamo incominciato un pago a Traru, ma ho recuperato in questo mese se vuoi teneso un montone di scrittori sardos e noi si va a pregare a promuovere e finza sono un montone di scrittori nazionali che vieni sempre volentieri in Sardegna, non solo per fare vacanza ma fino a togliere i lettori. L'anno passato ho detto più vai che una cosa vinta online, però non si pregherà a togliere questa gente in sa sprazza, in sa libreria, in sa biblioteca, tanto tutto su che si può fare è doveroso. Dal 2019 organizza finza un festival di giornalismo con il comune di Codrongianos di Nanta Liquida e proprio questa gira si usinie con un montone di giornalisti nazionali. È importante a tornare a fare queste attività, non solo perché fa vinzagina in area, questo impatto economico, ma vinza questo impatto sociale, che è questo che ci importa più. Perché sì, voi da me, da come questa cultura può aggiungere al suo turismo, non so, però pensavo che questo non è un discorso rispettoso né della cultura né del suo turismo, perché sono cose che si può aggiungere e pare, però questa cultura è importante finza poi sa sola e la popolazione può soschidue vivente in Sardegna, non può sos turistas, su chi nos importa più è questo triballo. E è per questo che fino a Codrongiano ho incominciato a triballare con si scuola, già da questo verano, con il picciocchedò della prima media. Mi va a essere in su 2013 e invece siamo in su 2021, alla piazza Santo Sepolcro. E noi che siamo in su Marina Caffè Noir, già 20 anni fa, 20 no, ma 10 anni Porta questo sa de 10 anni, del Marina Caffè Noir Festival di Letteratura Applicate. E ci demo su Zerriao e ci si zerriat ancora su festival. Noi siamo preso in noi, in questa piazza bella, stravanata di Castello, poi è da anni che sa macchina del Submarina Caffè Noir ad Opetto, a Suentu, e è andata della parte a Satra del centro storico.
nei appendizius della città. Però devo credere che sta parlando questa visione, questa attitudine di antanais inglesi, sui spanchi inglesi, e sa gana di cercare di vonni mesprazzas in sarrugas de città, libros, suggestioni e tutto su chi o a macchina manna commenta al festival poi vanno a disposizione dei agenti. Le cose sono cambiate, però chi pensava su che eu bivio e forzi teneus a spavas, cioè questa pandemia che ha cambiato di avere un meta d'ogni maniera di fare cose. Si sono salvati nel 2020 con la tecnologia, ho fatto una bella edizione mancai in streaming, a porte chiuse, narraus in italiano, e quest'anno però tornaus a bivi rugas, a prazzas e a bivi facci speroso che una mascherina a Capodanni, da su 6 a su 18, non si narraus ancora in noi, ma adesso di sicuro in su centro delle città e spero che sia una bellissima edizione, una edizioni resistenti, però ancora che resilienti, no? Che sto fuoco che ho vagato usati sa stancato, resistenti e chi ci cade castiaia su tempo benidori, perché questa è una cosa di davvero importante, la cosa di importo umano con gente come noi, un po' operatori culturali. E penso anche, e non c'è tipo operatori culturali come me, ma poi gli operatori economici, soprattutto questo indotto incredibilmente manno, chiesti che gira da casi immobili a Pizzo e a Sutta e a Isazzas, è una cosa manna che coinvolge decine e decine di operatori, decine e decine di artisti, teatranti, musicisti. Io credo che questa politica a volte scaresce da cosa molto importante, che non è gioco, che non è scelti gioco, gioco è importante pure, ma è trabalho o sciacco umano di professionalità, di professionisti. E in un luogo come su nostro, è bella a considerare che c'è questo trabalho a impatto zero, mi vede non è petrolchimico, su chi muovi di un mondo come su dei festival, su teatro, della musica. E è bella appunto che non scetti nosus, ma i studenti sa responsabilità di donare direttive lo considerano. Chissà, ma che forse questo sanno buono proprio finza da questo punto di vista. Devo che tu scettico, però non si esce mai. Noi intanto fadeus e spereus di esibire da can qua lì. Sul festival 7 serie, 7 piazze, 7 libri, è ribasso numero 11, seus 11 anni facendo questo festival e occanno è in mezzo a Grazia Deledda 150 anni da quando nasce e Antonio Gramsci 130 anni. Con uno slogan, è una frase che Grazia Deledda ha scritto al suo presidente della sua fondazione Nobel, poi da Luigi Pirandello si fu inquietato un mese perché non ha pagato il suo Nobel e Grazia Deledda che fu una vera signora, non succede nulla, tutto forse potrà essere vinto. Mi pare che questa frase di Grazia Deledda dipende ai puro, che sia su un tempo di Covid, di postorrai a cominciare. Teneus gente in meta, teneus ospiti internazionali spuru, della London School, de Bolivia, della Paz, insomma, ci causa di fare in modo che a intro a Grazia Deledda e Antonio Gramsci in ci sia da sa letteratura di tutto il mondo. È importante a tornare a parlare i pari, a fare forza pari con la letteratura. Certo non ci fu problema spuro, poi te rivida nostra, te rivida spittica, sono appunto attrezzata, può piccare gente in meta, è un problema a mano. Io da toccare che scomune se senti comprendo che questa letteratura e sul turismo devono andare in pari, devono camminare i pari. Questo ancora non si comprende, però la Sardegna ha cambiato meta con il festival, siamo una delle regioni che ne danno in Italia, ha sì che la Sapienza di Roma su universitari ha posto 5 festival sardos tra i 50 festival più importanti in Italia. È stato un successo manno, i 4 mori furono contenti.
Il festival si chiama Pazzedea e nasce nel 2012, quindi quest'anno abbiamo 10 anni. 10 anni si faccia sempre l'ultima chita di mese di Limolti e l'abbiamo chiamato così perché vogliamo vedere di cose curiosi che succedono nel mondo. Cose curiosi è un poco straordinari, che noi siamo ormai accettati come normali, ma normali non so per nulla. L'abbiamo fatto sempre in Cagliari, sempre al ghetto degli ebrei e non ci siamo filmati mai, manco l'anno della pandemia. Perché il festival è cultura e perché come la scuola, come la sanità, come l'istruzione, come tutte le cose la cultura non sa di filmare secondo noi e quindi abbiamo fatto di tutto per farlo, poi abbiamo dovuto va in streaming perché in novembre quando l'abbiamo fatto erano i regoli che ci dicevano che non si poteva in presenza, ma non ci siamo filmati. È un festival di letteratura che però va pure d'arte contemporanea, fa di cultura digitale, è un festival che fa di cose che gli altri non trattano, perché sono curiosi, perché sono scomodi, perché sono pure fastidiosi. La cultura, lo sappiamo, è importante ancora perché porta benessere. Benessere vuol dire che dà lavoro e che fa pensare le persone e farli pensare a un significato, cioè vuol dire ragionare, vuol dire essere persone più completi, più di valori e quindi noi siamo convinti che sia importante trabalhar con la letteratura e con la cultura per i giovani ed è sempre ai giovani che noi presentiamo il progetto Festival Pazzedea e abbiamo cercato pure di fare arrivare i giovani al festival trattando con gli strumenti che trattano sempre, telefonini, iPad e ci siamo allargati per cercare di farli ragionare pure con questi strumenti. Non ci siamo mai filmati, abbiamo fatto il festival pure l'anno passato quando non si poteva in presenza, lo vediamo pure quest'anno e lo vediamo sapendo che non sarà facile, però abbiamo compreso che pure con tutti questi problemi la gente ha bisogno di cultura, ha bisogno di lighi, ha bisogno di sognare, ha bisogno di cinema, di musica, di letteratura, ha bisogno di vari ragionamenti, di filosofia, di poesia e noi sempre portiamo tutte queste cose dentro al festival perché le persone non sono fatte di saluti e basta, perché la salute è chissà pure mentale e noi abbiamo attenzioni perché questi giovani non siano abbandonati ma curati per i ragionamenti. Oevuru è tempo di calagabare. Noi siamo a tornare a gattare su mese Gintrada su 29 di agosto, sa domenica, al 9 mesa. Agosto e su tempo in nuestros emigrados tornano in Sardegna ed è isso vamos a fare.